Sulla mancata riapertura della piscina comunale interviene attraverso una nota stampa il Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti dei consumatori, che affermano come continuano le barzellette sull'apertura della piscina comunale di Villa Seta. L'assessore al patrimonio, il vice sindaco, il sindaco Miccichè continuano a prendersi gioco degli agrigentini, dimostrando disinteresse e mala gestione del bene comune. Ormai chiusa da anni, la piscina, secondo il Codacons, produce mensilmente un danno economico di almeno 3.000 euro di mancati introiti per le casse comunali e priva degli agrigentini e di tutta la provincia di un servizio a volte essenziale se parliamo di riabilitazione e attività motoria per persone diversamente abili. Cosa c'è dietro la mancata apertura? Ne hanno inventate di tutti i colori, afferma il Codacons, ma noi li abbiamo sempre scovati. La verità è che loro sono troppo impegnati a gestire e prorogare appalti milionari, anche contro il rispetto delle regole del buon amministratore e a quanto disposto dalle leggi vigenti. Adesso più che mai dite alla città come stanno le cose. L'assessore al patrimonio, alla piscina e patrimonio non è sport, l'assessore Trupia, dica alla città cosa sta facendo per ridare un servizio essenziale come la piscina agli utenti. Diteci chi pagherà i danni prodotti alla ditta, chi la gestisce e chi restituirà ai cittadini il servizio di cui li state privando da quando vi siete insediati al comune di Agrigento, 3 anni producendo solo danni. Questo in sintesi il comunicato stampa del responsabile regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali del Codacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa.